Studente 17enne dell'alberghiero di Valdobbiadene ricoverato in rianimazione per meningite, già 161 le persone tra compagni di scuola, insegnanti, parenti ed amici sottoposti a profilassi per evitare il contagio. Maltempo passata la piena dell'Ivenza, è il tempo della conta dei danni, la Marca tira un sospiro di sollievo, ma c'è ancora attenzione per gli smottamenti in Pedemontana. Probabilmente la forte pioggia della scorsa notte ha causato la fuoriuscita di un'auto finita nelle acque del fiume Zero a Badoere, miracolati i due giovani che erano a bordo. Sono oltre 600.000 le persone che hanno seguito la giornata della diretta straordinaria sul maltempo di Antenna 3, il vero servizio pubblico al vostro fianco. Ancora lutto nella diocesi di Treviso, è morto oggi il vescovo emerito Monsignor Paolo Magnani, il cordoglio del sindaco Conte e del governatore Zaia. Seconda domenica ecologica della stagione a Treviso, parcheggi esauriti fuori le mura e tante persone in centro città, oltre 80.000 gli accessi rilevati dalla polizia locale. United Rugby Championship in uno stadio di Monigo tutto esaurito, il Benetton batte l'Emirates Lion 15-10. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Studente 17enne dell'Istituto Alberghiero di Valdobbiadene ricoverato in rianimazione per meningite, sono già 161 le persone sottoposte a profilassi per evitare il contagio. Sono già 161 le persone sottoposte a profilassi dopo il caso di meningite da meningococco virale che ha portato al ricovero in rianimazione all'ospedale di Feltre di un ragazzo di 17 anni residente a Quero Vas, studente all'Istituto Professionale Alberghiero di Valdobbiadene. Le condizioni del giovane sono definite impegnative con monitoraggio costante dai sanitari dell'ULSS 1 Dolomiti. Subito si sono attivati i dipartimenti di prevenzione dell'ULSS 1 e 2 che sulla base degli elenchi forniti dalla scuola stanno contattando tutte le persone, studenti ed insegnanti che hanno avuto dei contatti stretti con il 17enne nei 7 giorni precedenti l'inizio dei sintomi della malattia dal 27 ottobre in poi. Lo stesso si sta facendo per i contatti extrascolastici del giovane. 105 quelli che hanno ricevuto la dose di antibiotico nel bellunese, 56 quelle somministrate dall'ULSS 2 che ha attivato un punto erogativo della profilassi nella scuola di Valdobbiadene. Si è già attivato il servizio di igiene pubblica della nostra ULSS, ovviamente in stretto raccordo con il servizio di igiene pubblica di Belluno, in modo tale da poter testare tutti i ragazzi. Abbiamo avuto la grande collaborazione della scuola che ci ha dato l'elenco degli alunni della scuola professionale di Valdobbiadene e per cui oggi faranno la profilassi con ciprofloxacin 500 mg in un'unica dose, e questo crea protezione e non c'è nessuna preoccupazione di contagio, perché questa prevenzione la facciamo proprio per evitare che ci possa essere diffusione ovviamente del meningococco. Il maltempo ora passata la piena dell'Ivenza, è il tempo della conta dei danni, la Marca tira un sospiro di sollievo, ma c'è ancora attenzione per gli smottamenti in Pedemontana. Costantemente monitorato fino alle 15 di oggi, l'Ivenza ha superato la prova della piena. L'acqua ha iniziato la sua discesa in mattinata ad un ritmo di 1 centimetro all'ora, ma le piogge di questa notte in montagna stanno rigonfiando le acque con lo stesso ritmo, 1 centimetro all'ora. Una situazione che non desta preoccupazione, conferma il sindaco Arnaldo Pitton, che alle 16 di oggi ha sospeso il COC con anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Al sicuro località Saccone, dove rimane valida l'ordinanza emanata finché non saranno ripulite dal fango le strade. Fango e detriti è quello che resta oggi all'indomani della 2 giorni di allerta rossa che ha interessato anche la Marca ed un primo tentativo di contare i danni che la furia dell'acqua e del vento ha causato. Smottamenti sulle strade, piccole frane, allagamenti. Per i litorali veneti si contano già danni per 1 milione di euro, per la montagna trevigiana le cifre sono al rialzo. La conta di questi danni potrebbe girarsi a qualche centinaio di migliaia di euro, ma mi riservo lunedì di fare i necessari sopralluoghi ulteriori, soprattutto in zona montana. Se gli abitanti in collina possono dirsi al sicuro, così come chi abita nelle zone golenali, a preoccupare ancora la montagna. Abbiamo la strada comunale via San Francesco che porta a Pianezze, che ha circa un fronte di 4 chilometri da verificare e probabilmente da mettere in sicurezza con reti paramassi, e poi abbiamo tutto il bosco e effettivamente è difficile rilevare oggi se ci sono
frane incipienti. Valdobbiadene ha già speso 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio. Dalla regione ne sono arrivati altri 450.000 per le opere. Dalla Protezione Civile della Marca, impegnata H24 per l'emergenza, l'appello ai comuni e ai cittadini. È importante che i sindaci rappresentino correttamente e diffusamente nei piani comunali ai propri cittadini quelli che sono i rischi, perché ormai è necessario sapere. E continuano purtroppo senza esito le ricerche del vigile del fuoco Walter Locatello, scomparso dopo essere caduto in un canale 3 giorni fa. Oggi le ricerche si sono concentrate alla foce del Tesa Vecchio e del lago di Santa Croce, con più imbarcazioni, tra cui 2 dotate anche di sonar, presenti oltre 40 unità dei vigili del fuoco, con squadre a terra, soccorritori fluviali ed acquatici, sommozzatori, piloti di droni, esperti topografici e l'elicottero. Purtroppo appunto le ricerche hanno dato esito negativo. E probabilmente la forte pioggia della scorsa notte ha causato la fuoriuscita di un'auto finita nelle acque del fiume Zero. Miracolati i 2 giovani che erano a bordo. Forse è stata la forte pioggia a far perdere il controllo della vettura finita nella notte nel fiume Zero in via Sant'Ambrogio a Badoere di Morgano. A bordo 2 giovani, il conducente non è riuscito a tenere in strada l'auto che dopo qualche metro sull'argine del fiume è piombata nell'acqua, miracolosamente illesi i 2 ragazzi. La macchina è rimasta per qualche tempo in galleggiamento sul fiume, consentendo ai giovani di uscire e mettersi in salvo raggiungendo la riva. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco, che sono riusciti ad assicurare l'auto prima che affondasse, ma per recuperarla si è dovuta attendere l'alba. Stamane i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia l'hanno imbragata e tirata fuori dal fiume con il verricello della gru. Sono oltre 600.000 le persone che hanno seguito la giornata della diretta straordinaria sul maltempo di Antenna 3, un vero servizio pubblico al vostro fianco. E ci troviamo in una delle zone più critiche, qui non è rimasto niente praticamente. No, praticamente non è rimasto niente. Dalle spiagge del litorale devastate dal maltempo alla prova di forza dei bacini di laminazione tra Caldogno e Riese più Decimo, fino alla montagna, con una comunità intera con il fiato sospeso per la scomparsa del vigile del fuoco scivolato nel torrente mentre aiutava la famiglia a proteggere la casa dall'acqua. Mentre cresceva la paura per le aree golenali, Antenna 3 era in diretta per dare passo dopo passo l'evoluzione della situazione. 626.000 persone hanno seguito la giornata della diretta straordinaria. Un record di ascolti. Il Veneto intero è stato per ore con il fiato sospeso, mentre il livello dei fiumi saliva, la pioggia continuava a cadere. Qui la vedete, è la voragine che si è aperta ieri sera e che vi abbiamo raccontato praticamente in presa diretta, e questo è uno dei tanti fronti che si sono aperti nell'alta Marca trevigiana. Da Ponte di Piave a Miane, da Marostica a Pianezza e da Belluno a Caorle, un territorio in condizioni critiche raccontato in diretta in collegamento costante con i sindaci a fianco dei loro uomini di protezione civile e con l'unità di crisi aperta nella sede della protezione civile regionale di Marghera. Qual è la situazione osservando il radar? L'evento previsto sta attraversando il nostro territorio, ma non è ancora esaurito. Le immagini parlano da sole, un Piave ingrossato, un Piave che fa paura. 626.000 persone hanno seguito la nostra emittente nella giornata dell'emergenza. Se qualcosa succede è su Antenna 3 che si vede, il vero servizio pubblico al vostro fianco. Sempre aumentando. E una notizia ora che ci arriva da Belluno: schianto mortale sulla 203 a Gordina nel pomeriggio, a scontrarsi una Fiat Panda ed un SUV, ad avere la peggio il conducente della Panda, un anziano residente nella Gordino che è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco già privo di vita. L'incidente è avvenuto all'altezza di Listolade, Taibon e Cencenighe. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, l'utilitaria stava scendendo dalla Val Corpassa quando all'altezza dello stop non avrebbe rispettato la precedenza e sarebbe entrata sulla careggiata proprio mentre stava arrivando un SUV. Sul posto i vigili del fuoco di Agordo, il traffico è rimasto bloccato all'altezza dell'albergo Monte Civetta. E ancora un lutto nella diocesi di Treviso. È morto oggi a mezzogiorno il vescovo emerito Monsignor Paolo Magnani.
Un altro lutto per la diocesi di Treviso. Si è spento a 96 anni Monsignor Paolo Magnani, vescovo emerito della città. A darne notizia alla diocesi è il vescovo Michele Tomasi, che proprio ieri l'aveva incontrato in una breve visita nella canonica di Sant'Agnese, dove viveva. Originario della provincia di Pavia, ordinato sacerdote nel 51, eletto vescovo nel 77, Monsignor Magnani arrivò a Treviso nell'89 e guidò la diocesi per 15 anni. Giunse nella Marca preceduto dalla definizione di vescovo ambientalista e sorridendo così si espresse con delle parole quanto mai attuali in una delle sue prime interviste ad Antenna 3. Mi sento un vescovo soprattutto ambientalista, così come qualifica prevalente la ritengo eccessiva. Indubbiamente mi sono occupato sotto il profilo pastorale dei problemi dell'ambiente, perché ritengo che nel problema dell'ambiente confluiscono i problemi della qualità della vita umana e del rispetto della vita umana, quindi l'ambiente è considerato non come una forma di idolatria della natura, ma considerato come l'habitat entro il quale una persona deve crescere e deve maturare meglio. Negli ultimi 20 anni Monsignor Magnani ha vissuto una vita di preghiera, di relazioni, di studio, partecipando agli avvenimenti della diocesi e alle celebrazioni più importanti. Uomo saggio, pastore illuminato, lo ricorda il sindaco Conte porgendo le condoglianze alla famiglia. Cordoglio anche dal presidente della regione Zaia. Lo ricorderò sempre con affetto e riconoscenza, scrive, per il confronto che ha sempre mantenuto con i suoi fedeli, ma soprattutto per l'energia con la quale a quasi 97 anni ha continuato a vivere i momenti della sua parrocchia, sempre in mezzo alla sua gente. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Confronti serrati con le amministrazioni comunali, la cena e la messa con gli ultimi, erano decine e decine i progetti ai quali Don Davide Schiavon, mancato improvvisamente nel giorno di Ognissanti, stava lavorando con la sua Caritas, e domani Antenna 3 seguirà in diretta il funerale. L'ultimo incontro che avevamo avuto era poco prima dell'estate, proprio per coordinare al meglio i nostri servizi alla grave marginalità e anche quelli che stavamo immaginando di sviluppare con i nuovi progetti, alcuni finanziati da PNRR, altri con altri fondi europei. Arrivava Caritas, dove gli enti, i comuni, oggi non riescono ad arrivare. Un alleato importante non solo nel creare o completare i progetti, oggi anche quelli che portano il marchio PNRR, ma anche per risolvere i problemi che venivano segnalati ai comuni. Don Davide andava oltre lo stereotipo, ricorda l'assessore alle politiche giovanili e sociali Gloria Tessarolo. Vedeva la persona prima di vedere il problema. L'accoglienza delle donne, la fatica delle famiglie e i padri separati. Definisce serrati l'assessore Tessarolo i confronti con lui sui fondi a disposizione e dove destinarli. Per capire quali tipo di richieste arrivavano a Caritas e come ad esempio fossero diverse le richieste che invece arrivano agli enti pubblici. In questi ultimissimi giorni, la settimana scorsa, ci eravamo sentiti per quanto riguarda come organizzazioni il Capodanno, dove le nostre strutture avrebbero accolto i volontari della Caritas, e ci eravamo sentiti e avevamo condiviso questo bel progetto, che a questo punto lo vivremo anche in suo onore, che era la messa della vigilia di Natale. Con la CEIS Don Davide stava lavorando alla messa di Natale, poi i progetti legati al reinserimento lavorativo, al microcredito per dare una seconda chance e dignità alle persone attraverso il lavoro. Domani la salma di Don Davide arriverà in cattedrale alle 10 del mattino. Alle 11 il vescovo Monsignor Michele Tomasi celebrerà il funerale. Antenna 3 ci sarà e trasmetterà in diretta la funzione per consentire a tutti di accompagnare Don Davide nell'ultimo viaggio attraverso la preghiera. Fa piacere che sia voi, sia oggi che domani con la diretta, siate vicini a tutto questo territorio a testimoniare un grande uomo, ed è stato un segno nella nostra città. Cambiamo argomento, seconda domenica ecologica della stagione a Treviso, parcheggi esauriti e tante persone in centro, circa 80.000 gli accessi rilevati dalla polizia locale. La passeggiata in centro, l'aperitivo all'aperto, le comitive di turisti, la corsetta sulle mura e nei vicoli insolitamente liberi o quasi dalle auto. Istantanee della seconda domenica ecologica a Treviso. Stop alle auto dentro le mura fino alle 18 e la bella giornata di sole ha offerto la città nella sua luce migliore per turisti e trevigiani. In parecchi hanno approfittato per fare un po' di attività fisica all'aperto. Sarei molto felice che queste
iniziative ecologiche fossero anche più presenti, più diffuse, che venisse fatto di più per questa città splendida. Non sapevo che ci fosse la domenica ecologica, ma comunque noi approfittiamo ogni domenica per fare dello sport. E se non ci sono le auto? È molto meglio, sì, si vive la città in maniera migliore. Noi poi ragazzi apparteniamo alla squadra delle Tinchi Carla Pinarello, quindi siamo sempre sui pedali, però abituatevi a utilizzare la bicicletta, fa bene soprattutto a voi stessi e poi all'ambiente che ci circonda. Tutto esaurito nei parcheggi messi a disposizione fuori le mura. Abbiamo messo a disposizione molti parcheggi appena esterno mura e quindi siamo soddisfatti. Traffico a momenti sostenuto lungo il PUT, ma sempre scorrevole. I varchi del centro presidiati da una decina di agenti di polizia locale e dagli ausiliari. Nessuna sanzione elevata. In base ai transiti registrati con il Targa System si stima un flusso in città di circa 80.000 persone. Hanno contribuito anche gli eventi sportivi in programma. Ci sono diverse manifestazioni sportive, gioca il Treviso Calcio, gioca il rugby e suggerisco alle persone di arrivare in bicicletta dove è possibile, e poi le Treviso Woman che sono qui in Piazzale Burchiellati e sicuramente faranno vedere il meglio di se stessi. Qualche istante di pubblicità, ora torniamo fra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri notiziari, la cultura, 41esima edizione del premio letterario Gambrinus Mazzotti. Vediamo chi sono i vincitori. Dobbiamo gestire oggi un paesaggio diverso e questi libri ci dicono e ci danno l'allarme per poter muoverci nella giusta direzione e affrontare questo tema con la preveggenza e la capacità e l'abilità del buon padre di famiglia. Unico nel suo genere, il premio letterario Gambrinus Mazzotti arriva alla sua 41esima edizione e porta all'attenzione dei lettori i temi della grande attualità. L'ambiente con le sue fragilità, la naturale inclinazione dell'uomo all'esplorazione, il viaggio, lo spazio. Per la sezione montagna, cultura e civiltà vince L'inventore delle nuvole di Franco Faggiani, giornalista freelance, suoi diversi reportage nelle zone più difficili del mondo. Per la sezione esplorazione e viaggi la spunta La carovana del sultano di Marco Haim, un pellegrinaggio medievale che attraversa e racconta il nord dell'Africa. Per la sezione Finestra sulle Venezie trionfa Gilles Bertrand, tra i massimi esponenti della storia del Carnevale di Venezia. Abbiamo opere di altissimo livello scientifico, di altissima divulgazione scientifica, e quelle che abbiamo premiato, vi prego di notare che sono anche opere di professori universitari, di ricercatori, e che sanno però parlare, sanno spiegare. Il libro prende il lettore e lo accompagna all'interno della vicenda, ecco, questo è un libro che già merita di essere considerato. In questo caso le opere vincitrici hanno tutte qualche caratteristica originale, diciamo, ecco, quindi l'originalità direi che è stata significativa. Premio speciale della giuria al libro Alberto Alpago Novello, Architetture a Belluno di Damiano Iacobone. Sabato 18, sempre in Camera di Commercio nella Sala della Borsa, saranno in gara i 3 finalisti per il super premio. La voce dei lettori, 40 giurati, tra questi studenti, docenti e artisti, rappresentanti di associazioni che celebrano e raccontano l'ambiente e il turismo. Nel caso della storia del Carnevale di Venezia, l'originalità dell'opera risiede appunto nel fatto che ci tenta questo percorso, come dire, diacronico sulla lunga durata, cosa che smantella, come dicevo in conferenza stampa, questa idea monolitica che noi abbiamo del Carnevale, che ci sembra sempre esistito, invece non è così, e ha avuto i suoi alti e bassi e soprattutto è stato utilizzato dalla Repubblica come un'operazione politica. Un libretto illustrato per raccontare la storia del Milite Ignoto ai bambini, a scriverlo ed illustrarlo una giovanissima autrice di Caerano. Io ricordo che ero in quinta superiore e il mio professore di storia chiese a noi ragazzi di esporre alla classe un tema che riguardasse la Prima Guerra Mondiale, e io in quell'occasione scelsi proprio la storia del Milite Ignoto. La cosa che mi colpì è che tra i miei 20 compagni nessuno di loro conosceva la storia del Milite Ignoto. Nasce da qui l'idea di scrivere un libro sul soldato senza nome e scriverlo per i bambini come sedimento di una storia comune che, seppur indirettamente, coinvolge anche loro. Ma l'idea si è concretizzata il 4 novembre del 2011. Posso dire c'ero anch'io.
C'ero anch'io quel 28 ottobre 2011 a Treviso, quando in occasione del 90° anniversario della tumulazione del Milite Ignotto da Aquileia a Roma, l'associazione Fanti, in collaborazione con il Ministero della Difesa, ha organizzato un treno della memoria che ripercorreva appunto la strada percorsa 90 anni prima dal treno del Milite Ignotto. Un libro semplice e intuitivo per cercare di raccontare una pagina della grande storia dell'umanità. E sta qui forse il successo di quest'opera. Come racconti ai tuoi bambini che cos'è la guerra? Beh, gli spieghiamo che la guerra è un litigio tra gli stati che hanno ambizioni personali e non riescono a mettersi d'accordo e al posto di scegliere il dialogo come mezzo per risolvere i loro conflitti decidono di scontrarsi sui campi di battaglia, provocando tanto dolore come il dolore che ha provato Maria Bergamas, simbolo appunto di tutte le mamme che hanno perso un figlio in guerra. E da qui anche i bambini comprendono l'inutilità e la stupidità delle guerre, ricordate nel dolore di quella mamma per la perdita del figlio. E in un tempo dove i valori sono costantemente messi in discussione, allora anche l'altare della patria diventa un solido punto di riferimento per le giovani generazioni. Tu sei giovane, vivi con i giovani, parli ai bambini, ma queste giovani generazioni hanno ancora un senso di patria? Beh sì, però il nostro compito è quello di raccontarglielo. Perché come sta scritto in 30 lingue diverse a Dachau, se non impariamo dalla storia siamo condannati a ripeterla. Lo sport rugby United Rugby Championship, il Benetton batte i Lions 15-10. Stadio di Monigo tutto esaurito per la seconda partita in casa del Benetton che ha battuto i sudafricani dell'Emirates Lions 15-10, una gara combattuta con il fiato sospeso fino all'ultimo che ha entusiasmato il pubblico sugli spalti. 2-1 al bilancio finale con Treviso che parte bene e va a segno dopo 5 minuti con l'All Black Fekitoa, servito da Lorenzo Cannone, autore di un ottimo affondo. All'intervallo il Benetton conduce 7-3. Nella ripresa, dopo un calcio di Umaga, arriva la meta sudafricana che riapre la partita. A 20 minuti dalla fine, infatti, il punteggio è 10-10. Il Benetton però torna a costruire gioco e a 10 minuti dalla fine ancora Fekitoa protagonista che libera Mendy per la seconda meta biancoverde. Sul 15-10 il Benetton è bravo a difendersi dall'assalto finale della squadra di Johannesburg e a conquistare altri 4 punti in classifica. Prossimo appuntamento sabato 11 novembre ancora al Monigo e ancora contro una squadra sudafricana, gli Stormers di Città del Capo. E oggi a San Biagio si è corsa la maratonina, vediamo. La maratonina di San Biagio si colora d'azzurro, l'edizione numero 4 della gara di San Biagio di Callalta, non lontana dal primato di partecipanti, quasi 530 classificati, incorona il bellunese Abdullah Baumoussa, che 2 settimane dopo il debutto in maratona a Venezia corre a ritmo di record. Un record di presenze quest'anno. Baumoussa, finalista nei 3000 siepi agli europei di Amsterdam nel 2016, è azzurro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. 650 concorrenti provenienti da tutta Italia e anche qualche straniero, una cosa meravigliosa. Io vorrei veramente ringraziare i 150 volontari che erano lungo la strada e nell'organizzazione. Un grazie e un arrivederci al 24 novembre 2024. 21 km di percorso in piano. La gara su un veloce percorso dopo la partenza dallo stadio comunale ha toccato le frazioni di Roverè, Sant'Andrea di Barbarana, Fagarè e Cavrie per concludersi davanti al municipio di San Biagio di Callalta. Il terzo posto è andato a Giacomo Esposito, espressione proprio dell'atletica San Biagio. Nel bilancio vanno messi anche gli oltre 300 partecipanti alle 2 prove non competitive. In corsa anche la sindaca Valentina Pillon. Devo fare davvero i complimenti all'Atletica San Biagio per l'ottima regia e un grazie a tutti i volontari che hanno aiutato nella buona riuscita. Quindi un evento che vogliamo assolutamente che rimanga qui a San Biagio di Callalta. Hanno giocato con delle strisce nere sul volto per dire no alla violenza e al razzismo nel calcio. Protagonisti i giovani under 15 della SD Calcio Fossalunga che oggi hanno affrontato la Godigese. Eppure gli avversari, saputo dell'iniziativa, l'hanno appoggiata scendendo in campo con i segni al volto. Un'iniziativa nata dopo insulti razzisti ad un giovanissimo giocatore condannata con forza dalla società. Dall'anno scorso impegnata in una campagna contro ogni tipo di violenza e razzismo dentro
dentro e fuori il campo da gioco. Per la cronaca ha vinto il Fossalunga, ma oggi a vincere davvero è stato il messaggio che questi giovani giocatori hanno voluto trasmettere. Treviso quest'anno con la percentuale dell'84,6% è la città italiana con il miglior risultato nella raccolta differenziata dei rifiuti, una situazione decisamente diversa rispetto a quella di 40 anni fa. Ebbene, nel consueto approfondimento domenicale dedicato alla nostra storia vediamo un servizio del telegiornale del novembre del 1987 dedicato proprio a questo tema e riflettiamo su come eravamo. Produciamo sempre più rifiuti. A Treviso città siamo dalle 70 alle 90 tonnellate al giorno di rifiuti solidi urbani che devono essere smaltiti. Dove è il problema principale? Non c'è sicurezza sulla questione cave. Difficile reperirne e soprattutto sapere giorno per giorno se anche domani si potranno portare lì i rifiuti. Vanno studiate delle soluzioni alternative e possibilmente definitive ed è uno dei punti statutari del consorzio tra comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il suo presidente Dall'Acqua aveva chiesto al Comune di Treviso se ribadiva l'autorizzazione a questo punto che prevede lo studio di nuovi impianti. La risposta del Comune è stata la richiesta di un incontro, vale a dire un sì, ma in un senso più ampio rispetto a quello previsto statutariamente. Ieri c'è stato questo incontro interlocutorio. Le risultanze dal vice sindaco, il liberale Nilo Bettero. C'è stato ieri sera il direttivo dove si sono illustrate da parte del direttivo le ragioni di questa richiesta, sono state chiariti alcuni punti anche con un dibattito abbastanza acceso e soprattutto un dibattito molto interessante sotto il profilo tecnico e sotto il profilo anche politico. La conclusione è che la Giunta, come doveva fare, che era presente con 7 assessori su 9, voleva prendere visione de visu anche coloro che non erano al corrente molto dei problemi e de visu di quella che era la situazione. La Giunta si è riservata di dare una risposta definitiva solo dopo aver attentamente vagliato tutte le possibilità e le soluzioni. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica è in aumento, sarà dunque una giornata in prevalenza stabile. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 novembre. Sul Veneto finalmente la grafica ci mostra un contesto soleggiato, il cielo sarà poco nuvoloso, salvo addensamenti dal pomeriggio in montagna dove sarà possibile anche qualche occasionale piovasco. Le temperature saranno stazionarie, minime sui 2-7 gradi, massime intorno ai 13-17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ampi spazi di sereno con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soltanto dalla sera saranno possibili dei rovesci sul Carso e a Trieste. Temperature minime sui 7-10 gradi, massime intorno ai 16-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà piuttosto soleggiato, salvo la presenza di nebbie al mattino. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.